tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Chan. Oggi facciamo una ricetta davvero unica, pazzesca, una ricetta siciliana, una ricetta che racconta una storia. A fine 800 qualcuno tornò dalla Spagna dicendo di aver trovato il pan di Spagna. Anche in Sicilia, sicuramente nel periodo dopo la seconda guerra mondiale, fu portata una ricetta. Si chiama pane parigino. Alcune volte viene sviluppata questa ricetta nella forma di biscotti parigini. Noi facciamo questa versione, una versione unica di un forno siciliano a cui va sicuramente la ricetta originale che potete trovare e potete anche acquistare su internet. Ma andiamo a vedere come realizzare questa ricetta davvero squisita in cui si vanno a unire sapori siciliani e gli ottimi canditi. Vediamo come realizzarla. Intanto iscriviti, aziona la campana, buona visione e se hai delle domande scrivi giù. Bene, tutto pronto per questa ricetta davvero squisita. Mezzo chilo di farina, potete usare 200 g di farina Manitoba e 300 g di farina 00 o farina 0. Useremo anche 200 ml di latte, 100 g di zucchero, 80 g di strutto come vuole la tradizione siciliana, 2 uova, 200 g di canditi che saranno misti fra il cedro, l'arancia e la ciliegia e poi metteremo un pizzico di cannella e un po' di sale, giusto quanto basta. Di lievito, in questo caso io ne userò 4 g di lievito secco, ma se usate il lievito di birra ne dovete aggiungere circa 6-7 g. Facciamo questa ricetta in un modo davvero semplice e un po' più tradizionale. Apriamo la fontana e mettiamo la cannella che ci emanerà l'odore squisito che è tipico di questo pane parigino. Allora adesso lo strutto va messo come già l'abbiamo appunto tagliato in modo sottile e mettiamo anche le uova. Se non volete mettere lo strutto eventualmente mettete il burro, ma vi consiglio di aggiungerne un po' di più, forse 50-60 grammi in più. Per la riuscita di questa ricetta mi raccomando lasciate qualche 3-4 cucchiai in più di farina eventualmente perché le farine cambiano. Quindi mettiamo lo zucchero, le uova, lo strutto, adesso il lievito e mettiamo un po' del latte. È una ricetta che da tanto tempo volevo portare qui su YouTube, è anche una ricetta unica ma davvero squisita. In realtà non mettiamo tantissimo zucchero proprio perché vogliamo fare emergere tutto il sapore dei canditi che già di loro sono molto dolci e dà un sapore unico il fatto anche un po' del contrasto con la cannella. Ma mi raccomando, non dimenticate di mettere un pizzico di sale che ha anche una motivazione per fare lievitare e anche per fare cuocere meglio questo nostro in effetti pan brioche con i canditi, ma lo chiamiamo pane parigino. È una ricetta che mi sta davvero tanto a cuore. In realtà i parigini esistono in Sicilia ma sono tipo dei biscotti. Questo invece è un pane fruttoso, un pane con la frutta, lo potete fare anche con le albicocche. Intanto io un attimino vedo, sempre controllo se va avanti il video. Per favore iscriviti, aziona la campana. Siamo qui su Basilico Channel e stanno arrivando tantissime altre novità. Mettiamo i canditi all'inizio perché questi sono canditi buoni, non abbiamo paura che ci lasceranno del colore oppure che non saranno consistenti. Canditi davvero squisiti, di lusso, siciliani, ma in realtà i canditi si possono trovare anche in altre cucine come quella francese, per poi andare anche in quelle asiatiche. Però in realtà quello importante è che ci sia il cedro anche, che dà un sapore un po' più agrodolce. Una volta fatto questo sistema, avete visto, l'abbiamo fatto in un modo molto semplice e anche a quanto veloce. Piano piano andiamo a formare il nostro impasto, quindi mi raccomando, vedete un pochino voi in base alla farina che usate, eventualmente come già vi ho detto 3-4 cucchiai in più di farina se non avete una farina che sia particolarmente forte. Quindi piano piano, con calma, realizziamo questa ricetta e in realtà questa è una ricetta che può sostituire o anche a pieni voti, diciamo, non far sentire la mancanza di un panettone. In realtà ci sono molti più vantaggi di realizzare questa ricetta perché con un impasto diretto si riesce a fare questo pane parigino con i canditi squisissimo, davvero buono. Tra l'altro si può anche sicuramente è buono mangiarlo in compagnia, ma eventualmente si può anche consumare con calma, basta farlo a fette e congelarlo e poi con calma si può gustare. Infatti è quello che ho fatto io perché di questi tempi a causa del Covid siamo comunque
comunque sempre un po' più solidi rispetto a prima, e quindi va bene così. Vedete, adesso un attimino, se le vostre mani si impastano, questo è normale, mi dispiace, non c'è soluzione, lo strutto ci vuole, perché lo strutto fa parte della cucina siciliana e questa ricetta deve descrivere, raffigurare, sprigionare i sapori, ma anche le consistenze di questo pane così semplice e buono. Questa ricetta purtroppo sono riuscito a montarla solo ora, ma da diverso tempo cercavo in tutti i modi di poterla portare qui sul canale. Bene, a questo punto vedete, lo continuiamo a lavorare. E sì, abbiamo realizzato nel tempo su Basilico Channel anche la ricetta che riguardava il pandoro, precisamente l'anno scorso, e poi ci sono anche ricette molto buone, come ad esempio il pandoro farcito con sapori al tiramisù, oppure ne ho realizzato un pandoro davvero squisito alla panna, semplice, con una crema che ne accentui anche i sapori. Allora, questo video l'ho voluto lasciare tutto. In realtà è vero che la moda, anche molti su TikTok in pochi secondi riescono a spiegarvi una ricetta. Io vi voglio accompagnare e farvi vedere che in realtà bisogna avere un po' di pazienza. Vedete, l'impasto incomincia a prendere forma e ci siamo, quindi circa dobbiamo impastarlo almeno per 12-13 minuti, ma alla fine avremo il risultato che noi vogliamo. Stiamo solo attenti che non si riscaldi troppo l'impasto, altrimenti poi questo impasto troppo, diciamo, più caldo può addirittura un attimino alterare il sapore dei nostri canditi. In realtà l'impasto è abbastanza duro, quindi tranquillamente deve essere un impasto consistente. Ricordiamoci che è un pane. Tra un po' vi svelerò un modo semplice a casa per realizzare una camera di lievitazione. Ci credete? Allora seguite questo video, arriveremo al punto che vi spiego come fare la camera di lievitazione a casa. È un trucco che ho imparato io dai fornai professionisti, dove ho lavorato per qualche mese, perché in realtà ho imparato tanto dalle tecniche di panificazione proprio quando ho imparato, grazie anche a mio fratello che lavorava in questo forno, a fare le cose come si deve, diciamo, professionali. Bene, la prima parte della ricetta si ferma qui. Adesso laviamo le mani. Giusto, usiamo questo altro metodo. Col pennello andiamo a spargere un pochino di olio di semi, che ci permetterà anche di lavorarlo poco meglio, e così anche l'impasto non si strappa. Quindi noi, o bene o male, abbiamo formato l'impasto, e dopo un quarto d'ora, 20 minuti ci stiamo mettendo a dare direttamente la forma che sarà quella del pane classico, cioè la forma di un filone, ma vedrete che ottimo risultato. In realtà questo pane parigino in Sicilia si formano delle fette, e per capirci le dimensioni, cioè il tipo di formato è come quello dei cantucci, in modo però un po' più grande. Questa ricetta è una ricetta che viene fatta soltanto da alcuni forni ed è una ricetta molto antica, e sicuramente diversi di voi, soprattutto nel ragusano, la conoscete. Nel palermitano invece, come vi dicevo, si fanno questi biscotti che in realtà non prevedono di usare i canditi, ma sono dei biscotti un po' tostati, effetto pavesini per capirci, con farina anche di semola. Invece questo impasto non prevede assolutamente la farina di semola. Gli elementi essenziali che daranno la sicilianità sono i canditi e ovviamente c'è lo strutto, che è il re di tutti i dolci siciliani. Ancora ora, adesso vedete, non infariniamo, adesso mettiamo quel poco di farina. Questo è un passaggio che molte volte nessuno vi fa vedere. Intanto cerchiamo, nella parte del piatto dove c'è una piccola gobba, di dare un po' di forza. In questo modo, equilibrando l'umidità del nostro pane parigino, riusciremo a dargli più forma e anche dargli una forza in più. Questo è il famoso fatto che in Sicilia si dice quando uno piuttosto che un altro ha la mano calda e l'altro no, proprio perché bisogna un attimino dargli forza. Ora, come vi dicevo, dopo lo andremo a fare lievitare in un modo davvero unico. Bene, se ancora non l'hai fatto iscriviti, lascia un like, se hai domande mi raccomando scrivi tranquillamente, appena posso ti rispondo.
In realtà mi potete anche aiutare condividendo questi video, perché il lavoro è tanto. Allora lasciamolo appunto ancora circa una ventina di minuti e fra una cosa e un'altra, intanto vedete qui sulla sinistra avevo anche realizzato le bucce delle arance, però questo progetto poi lo volevo anche riprendere, ma non è stato possibile. Prendiamo una pellicola, andiamo a tagliare la pellicola che ci serve, e anche la pellicola la andiamo a oleare. Fattore molto importante, se non proprio vitale, di questa ricetta è quello che non si deve assolutamente asciugare la parte superiore del nostro pane. Quindi vedete, mettiamo adesso questa pellicola oleata, quindi un pennello con l'olio di semi ci vuole per forza, se no non ve ne uscite, se no dovreste usare più uova oppure lavorando l'impasto in tempi differenti. Sono passati un'ora e mezza, ma ancora non è finito qui. Un'ora e mezza, 2 ore. Considerando che è inverno, io qui ho i termosifoni, abbiamo una temperatura sopra i 24-25 gradi. Se voi avete una temperatura un po' inferiore, aspettate forse anche fino a 2 ore e mezza. Già prende le dimensioni, sono ovviamente migliorate. Piano piano con una palettina lo andiamo a lavorare, però stiamo ancora in attesa perché non è pronto per essere infornato. Adesso viene il trucco, adesso viene il segreto che vi sto dicendo, di realizzare una camera di lievitazione a casa. Allora intanto lo sistemiamo, carta da forno per forza la carta da forno. Bene, un pentolino di acqua, 2 litri, 2 litri e 3, 100 ml circa di acqua con il sale, con un cucchiaio di sale, va messo nella parte sotto del forno, nella parte bassa del forno, e lo inforniamo col forno spento e aspettiamo almeno un'ora. Quindi questo è il metodo di camera di lievitazione. Chiudiamo le finestre dopo un'ora, guardate, ancora il forno è spento, quindi accendiamo adesso il forno, ovviamente togliamo il pentolino, e nel totale la lievitazione ha raggiunto le oltre 4 ore, quindi abbiamo realizzato 20 minuti di stop, poi abbiamo aspettato e una volta che l'abbiamo formato 1 ora e mezza, 2, e poi l'abbiamo lasciato un'altra ora dentro il forno con questo metodo che rende anche più umido il nostro impasto, e adesso stiamo aspettando che il forno riscaldi. Ma chiudiamo le finestre, prendiamo un uovo, all'interno di questa ciotola abbiamo un uovo con 3-4 cucchiai di olio di seme e andiamo a realizzare una glassa, un effetto glassa, perché aggiungeremo anche lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo lo mettiamo ora e lo mettiamo dopo. Ricordiamoci che abbiamo messo pochissimo zucchero e quindi dovremo creare questa spinta di zucchero all'esterno, ma c'è anche un motivo e lo vedremo dopo. Quindi mettiamo con questo pennello, voi potete farlo anche con le mani o eventualmente anche con una forchetta, però non è molto gradevole se l'uovo va troppo in giro nella teglia. Vedete l'impasto quanto è cresciuto, vedete la forma è quella giusta, deve essere un po' appiattito, non deve essere un pan bauletto. Quindi a questo punto che abbiamo messo noi questa combinazione tra uovo e qualche cucchiaio di olio di semi, è il momento di andare ad aggiungere lo zucchero a velo prima di infornarlo. Allora adesso vedete un attimino se il vostro forno è pronto. Il forno dovrà essere esclusivamente a 210-220 gradi e la cottura non è lunghissima, circa 30 minuti, 25 minuti anche, perché una volta che abbiamo fatto questo effetto di cella di lievitazione, il nostro pane parigino già ha preso forma e quindi la cottura sarà anche più veloce. Molte volte quando il vostro pane, pizza o in questo caso diciamo pan brioche non è lievitato come si deve, avete sempre il problema della cottura e quindi la cottura è molto più lunga e il risultato è che poi si asciuga troppo all'esterno. Quindi di zucchero a velo possiamo andare tranquillamente, lo metteremo anche dopo. Adesso andrà in forno 220 gradi, vedete, forno ventilato. Anche qui c'è un trucco, perché facciamo i primi 10-12 minuti di forno ventilato 220 gradi e poi gli altri restanti circa 20 minuti andiamo su circa 200 gradi.
Adesso guardate, questo è il pane quando l'abbiamo sfornato. Questa crosta dà un po' anche un effetto simile alla colomba o forse al panettone. In quel caso nel panettone si usa la pasta della mandorla, che è come una Nutella per capirci, insieme alle uova. Noi invece abbiamo messo solo le uova con un po' di olio e abbiamo la consistenza che volevamo, una consistenza un po' più dura all'esterno, con questa crosta non crosta molto interessante e soprattutto poi squisita da andare a mangiare. Quindi la ricetta è perfetta, mi raccomando. Con la farina vedete un po', non usate assolutamente latte caldo perché l'impasto prenderà forma nel tempo, e soprattutto con questo trucco che vi ho spiegato di questa camera di lievitazione fatta in casa. Adesso lo tagliamo ed all'interno è perfettamente sprigionato quello che doveva fare. Abbiamo i canditi che sono rimasti ovviamente integri nella loro forma, e il pane all'interno ha preso una consistenza molto gradevole. Vedete, siamo qui allora a un incontro tra un pan di Spagna e un pane normalissimo al latte. Non andiamo a fare impasti super soffici, super alti, il che può essere bello per il video, ma il palato vuole altro, sicuramente vuole qualcosa di più semplice e più gustoso da assaggiare così. Questo è un pane davvero delizioso, ragazzi. Adesso anche per voi in questo video lo vado ad assaggiare, deliziosissimo, un profumo unico. Sì, vi faccio vedere già l'anteprima di questa ricetta. Guardate questo pane così morbido e delizioso con degli ottimi canditi, davvero squisito. Beh, adesso io devo mangiare, voi purtroppo lo assaggerete solo se fate questa ricetta. Mi raccomando, anche se la realizzate, taggatemi su Instagram, lì trovate Basilico Channel. E adesso a voi il pane parigino, una ricetta non conosciuta da molti, una ricetta deliziosa, una ricetta semplice da fare a casa, una ricetta che devi provare. Ti ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Seguimi su tutti i social. Ciao, buon divertimento in cucina. Così vedete, abbiamo realizzato questo nostro pane parigino. È veramente soffice, è ottimo. Vi posso dire che potrebbe anche sostituire il classico panettone. In realtà è una storia di una ricetta che la dice lunga sui prodotti siciliani, sulle squisitezze che si trovano in Sicilia. Ma questa ricetta davvero è l'unica su YouTube, perché trovate soltanto la versione di biscotto parigino, che in realtà è una cosa molto diversa. È una realizzazione del biscotto parigino simile ai cantucci come impasto. Quello che invece ho realizzato io sono letteralmente un pane morbido con degli ottimi ingredienti che permette di degustare il sapore unico dei canditi. Questa ricetta tranquillamente la potete consumare in 2-3 giorni e sicuramente andrà a ruba, ma non potete fare delle variazioni col cioccolato perché questa ricetta è proprio studiata precisamente solo per farla con i canditi. Bene, così questa ricetta è completa. Ci vediamo tutti i giovedì su Basilico Channel con le ricette. Trovate altre ricette anche su Basilico Channel Facebook. Mi trovate anche su Instagram, dove possiamo comunicare forse in modo un po' più diretto, e ci vediamo qui anche con le live. Ma il giovedì mattina partirà sempre un nuovo video. Grazie a tutti, vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!